300 schermidori tra sabato 12 e domenica 13 dicembre si affrontano a Cividale del Friuli nella seconda prova nazionale Master di spada e nel trofeo delle regioni intitolato a Marcello Lodetti. La manifestazione è organizzata dall'Accademia Schermistica Fiore dei Liberi. Lo slogan "Scherma, lo sport dei granti", coniato per l'evento, accoglie nella città ducale gli atleti over 24 provenienti da tutta Italia. Il più anziano di tutti a salire in pedana sarà Luigi Monti, classe 1935, portacolori del Circolo della Spada Mangiarotti di Milano. Assieme a lui, tantissimi atleti e atlete che dimostrano come la scherma sia uno sport che mantiene giovani e vincenti, come ai recenti campionati del mondo di Limoges, in Francia, dove la nazionale italiana Master ha conquistato un bottino di 9 medaglie, di cui ben 5 d'oro. L'attività schermistica Master coinvolge atleti di età superiore ai 24 anni divisi in fasce d'età. Si va dalla categoria 0, che comprende gli atleti dai 24 ai 39 anni, fino alla categoria 4, che comprende gli over 70. Il movimento Master Scherma italiano è in costante crescita e coinvolge oltre 1100 atleti nelle tre armi del fioretto, spada e della sciabola. La prova nazionale Master di spada fa parte del circuito di 6 tornei individuali che si svolgono in tutta Italia durante l'anno schermistico e permettono la qualificazione ai campionati italiani Master che si terranno a Rimini e Pistoia nel prossimo mese di giugno 2016. Il trofeo delle regioni è una gara a squadre in cui si incontrano le rappresentative delle varie regioni italiane. È intitolato alla memoria di Marcello Lodetti, maestro e allenatore della nazionale italiana di scherma tra il 1960 e il 1980. Il trofeo viene assegnato alla regione vincitrice della classifica finale, che terrà conto anche delle prove di fioretto e di sciabola che si sono svolte ad Ariccia, in provincia di Roma, nelle scorse settimane. A Cividale si contendono al trofeo 25 squadre maschili e 12 femminili in rappresentanza di 10 regioni italiane, un record di partecipazione mai raggiunto. L'importante manifestazione è stata affidata al club cividalese dalla Federazione Italiana dello Scherma e dalla Associazione Italiana Master Scherma e dal patrocinio del comune di Cividale del Friuli. Per la Fiore dei Liberi, l'assegnazione di questa gara nazionale è il riconoscimento all'eccellenza del suo impegno organizzativo ed educativo. L'associazione ospita da anni tornei regionali e interregionali e ha recentemente avviato i suoi corsi anche a Manzano e Remanzacco e ha attrezzato la sala di Cividale per la pratica della scherma paralimpica.